Buonasera al numeroso pubblico che è qui all'Auditorium Stefanini di Treviso per questo terzo incontro della seconda edizione sulla intelligenza artificiale di AIA, che è la sigla con la quale noi abbiamo indicato Artificial Intelligence in Agora, cioè questo luogo di confronto allargato e diffuso sui temi dell'intelligenza artificiale. Grazie ai nostri relatori di questa sera, che poi vi presenterò meglio, ma intanto li potete vedere. Qui in presenza il professor Andrea Garofalo, che insegna diritto privato a Ca' Foscari, e in distanza, ma non in assenza, evidentemente, il professor Vincenzo Camarda, che è docente del Liceo Classico Gioberti di Torino. Saranno loro poi a dire di sé che cosa sono, che cosa fanno, che cosa dicono. Volevo ricordare, e lo faccio con grande piacere, questo è un progetto che, come dicevo, è alla seconda edizione. Finalmente è la seconda edizione nella quale riusciamo a fare qualche intervento in presenza. Lo scorso anno abbiamo realizzato tutta l'edizione, ben 20 incontri più un convegno finale in forma online. È stato un successo, devo dire, perché le visualizzazioni, gli interventi, la partecipazione online è stata davvero confortante e davvero numerosa. Quest'anno facciamo la seconda edizione ed è una seconda edizione mista, in cui c'è la possibilità di trovarci, in questo caso all'Auditorium Stefanini di Treviso, ma ci ritroveremo all'Auditorium della provincia e anche a Villa Giovannina, biblioteca di Villorba. Ci sarà qualche relatore che probabilmente per distanza rimarrà collegato online, ma quando sarà possibile avremo relatori in presenza e anche il pubblico sarà con noi in presenza, come questa sera, e io davvero sono felice di vedere un po' di facce, devo dire, di vedere un po' di facce. Facce mascherate, ma insomma. Il progetto nasce dalla collaborazione tra un'associazione culturale che si chiama Bibilo Treviso, che da anni si occupa di divulgazione e di comunicazione della scienza in città. Facciamo delle conferenze, realizziamo degli incontri presso la biblioteca Zanzotto, ma ne abbiamo fatti 40 in questi anni con grande successo, devo dire, e con interventi di grande prestigio. Collaborazione tra Bibilo Treviso e il Comune di Villorba, che questa sera è rappresentato dall'assessore alla cultura Eleonora Rosso, che ringrazio per la sua presenza e anche per la sua come dire, assistenza, perché ne è assessore 2 volte, ci ha sempre seguito questo progetto, ha sempre dato un grande aiuto nella realizzazione. E il Presidente del Consiglio Comunale di Villorba, anche egli lo ringrazio, appare adesso, ma solamente di sfuggita, l'avvocato Marco Serena, ex sindaco di Villorba, che ringrazio perché è stato lui nella sua funzione di sindaco ad avviare assieme a Bibilo Treviso questo progetto e devo dire se posso dire, con lungimiranza. Bene, allora, fatti i debiti momenti di come dire,
di raccordo con quel che è stato il passato, ma anche con il presente e i ringraziamenti che non sono per niente rituali, ma sinceri, devo dire, sinceri. Cominciamo la nostra serata. Il tema è un tema che richiederebbe una maggiore quantità di tempo, devo dire, perché effettivamente è un tema molto grosso, come sono tanti, molto importanti tutti i temi dell'intelligenza artificiale, ma questo, almeno personalmente, lo sento con grande forza, e cioè il rapporto tra l'intelligenza artificiale e l'uomo e soprattutto la domanda che adesso porremo ai nostri relatori, e cioè c'è una cessione di sovranità. C'è una cessione di sovranità, come dire, sulla scorta, sulla spinta, sulla presenza invasiva, presenza davvero quasi totalizzante dell'intelligenza artificiale. Cessione di sovranità, il che significa problemi di carattere giuridico, e di questo ci parlerà il professor Andrea Garofalo, e problemi di carattere etico, e di questo ci parlerà il professor Camarda. Io comincerei con qualche così piccola, un piccolo richiamo, e cioè quando parliamo di intelligenza artificiale di solito si aprono scenari di magia, no? Sembra che sia una cosa assolutamente magica che non si riesce a capire, non si riesce a cogliere nella sua realtà. Il nucleo dell'intelligenza artificiale è un algoritmo, cioè una serie di istruzioni che vengono compilate e con le quali la macchina, le macchine, il sistema integrato dei computer funziona e fa funzionare altre cose. Il problema qui è interessante e ci riguarda questa sera perché l'algoritmo non è una cosa che piombi dall'alto, qualcuno lo scrive, qualcuno lo produce, qualcuno lo realizza, lo mette in pratica, qualcuno lo vende, e quindi dietro l'algoritmo continua ad esserci un uomo nel senso metaforico del termine, perché in realtà sono intere società, interi grossi centri di programmazione. Allora, cessione di sovranità all'algoritmo, vediamo effettivamente cosa vuol dire. Io comincerei con il professor Garofalo, gli chiederei cosa vuol dire da un punto di vista giuridico. C'è un problema di cessione della sovranità che si avverte anche dal punto di vista del diritto? Grazie innanzitutto per l'invito e per la domanda. Mentre riflettevo sul titolo mi sono chiesto che cosa poteva voler dire in questo contesto sovranità. Pensiamo sovranità solitamente al sovrano, al diritto pubblico, mentre l'intelligenza artificiale sembra appartenere a un genere di rapporti di tipo diverso. Cosa vuol dire sovranità? Vuol dire potere, vuol dire competenza. Cedere la sovranità cosa vuol dire? Che noi, uomini, nella nostra vita quotidiana cediamo un potere di scelta, delle scelte all'intelligenza artificiale. Avviene questo, non ce ne rendiamo conto, ma avviene quotidianamente, praticamente in ogni secondo della nostra vita oggi. Il che è pericoloso. Non è tanto pericoloso perché noi demandiamo ad altri il fatto che assumano delle scelte per noi. La delega di scelte avviene quotidianamente e non siamo noi che prendiamo le scelte forse più importanti della nostra vita. Ci sono dei governanti, ci sono dei professionisti che scelgono per noi assieme a noi. Demandare una scelta a un'intelligenza artificiale vuol dire mettersi nelle mani non tanto e non soltanto di un computer che è stato istruito a ragionare,
come potrebbe fare un uomo, ma mettersi nelle mani di un computer che non ragiona come un uomo. E è qua che si avvertono i problemi. E io credo che sia importantissimo, se ho ancora qualche secondo, indicare quale sia questa differenza nel metodo di ragionamento. Noi ragioniamo perché abbiamo un vissuto, delle esperienze, abbiamo un metodo logico di ragionamento. L'intelligenza artificiale non ragiona così. L'intelligenza artificiale, si dice in gergo, le si dà in pasto una grande quantità di dati. All'interno di questa grande quantità di dati, ecco perché sono così importanti i nostri dati personali e perché costano così tanto e valgono così tanto per queste grandi compagnie che ne fanno uso, all'interno di questa grandissima mole di dati l'intelligenza artificiale trova delle ripetitività. Potrebbe scoprire che le persone con i capelli bianchi sono dei cattivi pagatori e succederà che se l'intelligenza artificiale è usata da una banca, le persone con i capelli bianchi non avranno più mutui. Questo non è un modo di ragionare umano. Noi non sappiamo come mai l'intelligenza artificiale arrivi a dei risultati. Il punto è che i risultati a cui arriva l'intelligenza artificiale spesso sono corretti, perché si basano su una tale quantità di dati che statisticamente spesso sono corretti. Non sappiamo come mai siano corretti, non sono metodi di ragionamento a cui noi possiamo accedere, perché ragioniamo induttivamente e ragioniamo in un altro modo. Il problema è che l'efficienza dell'intelligenza artificiale fa sì che le compagnie si rivolgano a questi dati, all'analisi dei dati posti in essere dalle intelligenze artificiali, ma che spesso i risultati di queste analisi finiscano per essere discriminatorie. Finiscono per discriminare classi di persone sulla base di comportamenti che per noi sono del tutto neutrali, talvolta discriminano sulla base di dati che noi stessi avremmo potuto apprezzare nell'ambito di un ragionamento umano, ma che in fin dei conti la nostra etica, il nostro diritto avrebbe portato a rendere non determinanti. Faccio un esempio, le polizie di vari stati e di varie città degli Stati Uniti usano sistemi di intelligenza artificiale per scoprire i luoghi, per predire i luoghi in cui si avvereranno episodi criminosi. Lo fanno come? Proprio perché avendo a disposizione grandi quantità di dati riescono a predire il futuro, riescono a predire i comportamenti umani perché trovano delle ripetitività e visto che tendenzialmente gli uomini si comportano sempre in modo simile, si sa dove andranno a finire, dove saranno i criminali. Riescono a predirlo in modo veramente lucido, nitido e con una percentuale di errore veramente bassa. Il problema è che mandano la polizia sempre nello stesso quartiere, quartieri poveri, abitati da persone che appartengono a minoranze etniche o linguistiche, il che crea appunto un rischio qua di discriminazione non basato su fattori irrazionali, ma basato su fattori forse razionali, ma sicuramente contrari a quelli che sono i nostri principi costituzionali. Certo. Ci torniamo sulla Costituzione, poi l'intelligenza artificiale, ci torniamo perché è un tema molto interessante. Più volte è stato ricordato questo tema della blockchain, della quantità enorme di dati, no? Che oggi vengono raccolti e che sono a disposizione di chi li raccoglie, con la piccola avvertenza che questi dati li forniamo noi, in buona parte, no? Li forniamo noi attraverso la nostra normale navigazione in rete, attraverso le nostre normali comunicazioni che svolgiamo attraverso computer, smartphone, eccetera. Ne viene fuori un quadro sul quale sarebbe importante costruire un'altra serata e che era tra le righe delle parole del professor Garofalo, il tema della libertà, no? Il tema di una libertà che va sempre più dichiarandosi così come una cosa assolutamente indispensabile e certa, ma poi scopriamo che la massa dei dati, la quantità dei dati e le capacità previsionali dell'intelligenza artificiale rendono un po' vuota questo tema della libertà, ma ci torneremo. Allora, professor Camarda,
questa quantità di dati e questa cessione di sovranità, cosa significano dal punto di vista di chi osserva le cose eticamente? Lei si occupa di etica, si occupa di affrontare il tema della responsabilità, perché di questo stiamo parlando, no? Che cosa ci dice su questo argomento, e cioè sulla cessione della sovranità? C'è o non c'è? Chi ne è responsabile? Chi in qualche maniera può guidarci nell'evitare, nel prendere le scelte opportune? Bene, prima di tutto grazie e buonasera da Torino. Il limite del collegamento a distanza è un limite di assenza di oggettiva interazione, ma speriamo anzi di poter comunque essere di dibattito in questo senso. Io provo a tracciare una piccola cornice su questa grande domanda e la cornice verte attorno al significato di due termini. Il primo è provare a capire insieme che cosa intendiamo per libertà e il secondo è riaffiorare un po' quello che è il valore del termine persona. Prendo in prestito da un antropologo una definizione di libertà che io trovo abbastanza magistrale, laddove la stessa definisce la libertà come la possibilità, come una possibilità di essere pienamente se stessi. Ecco, io rifacendomi proprio a questa definizione di libertà, che parla di essenza, che parla di consapevolezza e che parla di autoriflessione, ben sottolineo da subito, come esattamente come è stato detto da parte di chi mi ha preceduto, questi elementi diventino minoritari nella scelta del digitale e diventa anche minoritario il concetto stesso di persona, nella misura in cui noi sappiamo che dal valore etimologico, dal significato di parola, di questo termine persona si rifà all'antichità latina, si riferisce a una maschera che si poneva davanti al volto e questa maschera aveva una forma megafonica davanti alla cavità orale e permetteva un ampliare del suono. E quindi si è persone laddove si può dare voce alla propria interiorità. Anche questo elemento diventa più che secondario in un'ottica digitale che si esemplifica a proposito di quello che si diceva prima dal punto di vista di che cos'è un algoritmo nella quotidianità, nelle esperienze di digitale più o meno specializzate che tutti abbiamo fatto. Io in classe, tanto a scuola quanto all'università, faccio sempre questo esempio che tra i più giovani desta oggettivamente stupore. Se io stasera dovessi cercare l'acquisto di un prodotto a partire dai principali motori di ricerca, innegabilmente tutti i social ai quali poi andrei ad afferire, piuttosto che i banner laterali della mia posta elettronica, altro non farebbero se non sponsorizzarmi proprio quel tipo di prodotto che era stato oggetto della nostra ricerca. Allora capite bene che dal punto di vista proprio della domanda e quindi anche di un'etica e di libertà e di una cessione di sovranità, spero che questi piccoli spunti siano interessanti. Sono spunti che oggi riacuiscono una certa centralità, nonché un particolare interesse, per cui fa piacere pensare che altre città d'Italia siano molto attente al tema dell'intelligenza artificiale. Perdonatemi un riferimento che ho trovato particolarmente interessante: la persona che stasera indegnamente sostituisco, che è Don Luca Peyron, ha scritto un testo interessante intitolato proprio Incarnazione digitale, custodire l'umano nell'infosfera. Al di là del valore teologico del termine incarnazione, per cui non vado fuori tema rispetto a quella che è la domanda, io credo che sia interessante il fatto che un termine come quello infosfera non sia un neologismo nato l'altro ieri, ma sia una parola che deriva dalla filosofia della comunicazione e che è nato nel 1971 e rappresenta, cito testualmente, tutto ciò che è legato alla realtà e che è digitale o digitalizzato. Quindi ne andiamo anche a trarre quella che è un'analisi particolare attorno a un profilo di persone e di personalità che si declina in una maniera plurale, non sempre corrispondente al vero, anche in tutta quella che è l'identità e l'identificazione attraverso gli strumenti del digitale. Per cui
assolutamente il tema, diciamo così, ha un gusto squisitamente etico e la questione della libertà ruota attorno alla centralità di una consapevolezza nell'utilizzo dello strumento. Concludo con un'immagine che è la citazione delle 3 leggi della robotica di Asimov, targate in questo caso 1942, laddove la prima legge dice che un robot non può recare danno ad un essere umano, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. Nella seconda legge dice un robot deve obbedire agli ordini imposti dagli esseri umani purché tali ordini non contravvengano alla prima legge, e la terza e ultima, un robot deve proteggere la propria esistenza purché questa autodifesa non contrasti la prima e la seconda legge. Per cui dalle leggi della robotica alla declinazione di quello che oggi è l'utilizzo del PC e dell'infinito mondo che lo stesso contiene, credo che ci sia un grande spazio di libertà consapevole. Ecco, io spero davvero che ci sia questo spazio, cercheremo di capire meglio. Due annotazioni su quello che ha appena detto Camarda, se posso. Innanzitutto siamo da anni immersi nella infosfera, addirittura la parola risale agli anni 70, abbiamo sentito, ma sembra che ce ne accorgiamo solo oggi. Questo è un dato anche significativo. Fino a che non siamo arrivati a capire l'ingerenza dell'intelligenza artificiale, ma ancora prima della realtà digitale, fino a che non siamo riusciti a capire questo, ci sembrava che in fondo avessimo a che fare con dei dispositivi che potevamo comandare, no? Con dei device che schiacciavi un bottone e rispondevano e finito lì. In realtà solo adesso stiamo... Per questo noi qui, voglio dire, in questo progetto ci occupiamo anche di divulgazione di queste cose, perché altrimenti rimane tutto sepolto nella informazione schematica, imprecisa, impropria, diciamo, no? E quindi è necessario far capire che questa infosfera è in qualche modo rintracciabile nella pratica quotidiana. Io sono un po' meno ottimista del professor Camarda quando parla di libertà, però l'altra cosa che sottolineo delle cose che ha detto è che anche Asimov metteva in chiaro, è che comunque i robot hanno dietro qualcuno che li programma. E quindi è inutile prendersela con robot quando c'è il programmatore che sta dietro, c'è chi lo ha costruito meccanicamente e chi lo ha programmato dal punto di vista informatico. Ancora una volta è il tema della responsabilità e il tema della capacità dell'uomo di tenere sotto controllo se stesso più che le creature a cui dà vita. Ma insomma, questa è una questione. Volevo spostare molto rapidamente il tema, poi torniamo su questo tema. C'è una presenza dell'intelligenza artificiale nelle sue applicazioni anche più concrete che è avvenuta in questi ultimi anni, se non giorni, no? Mi riferisco a un esempio che forse varrebbe la pena di commentare, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista, come dire, dell'etica di un governo. Allora, con l'applicazione della legge 107 del 2005, la cosiddetta buona scuola, è stata gestita dall'intelligenza artificiale con un software costruito appositamente, è stata gestita la distribuzione dei professori nel territorio nazionale. Questa gestione affidata all'algoritmo, e quindi in qualche modo il Ministero della Pubblica Istruzione ha delegato la propria sovranità di controllo sui movimenti del personale a un algoritmo,
questa gestione ha creato una serie di problemi infiniti e una serie di ricorsi infiniti, perché non c'era motivo che un insegnante che aveva molti anni di servizio si trovasse poi inspiegabilmente in una parte dell'Italia che non aveva chiesto, non aveva voluto e che non era, e forse alla quale non era tenuto ad andare. Ecco, è stata fatta una enorme marcia indietro rispetto a questo algoritmo che è stato cancellato, e forse hanno detto, beh, pensiamoci meglio. È giusto, professor Garofano, lei che si occupa di diritto, è giusto che le sorti, in questo caso dei professori, che giustamente andrebbero tutti eliminati, no? Parlo per esperienza personale, ovviamente. È giusto che le sorti di queste persone, e di queste, di come tanti altri, insomma, di queste categorie, siano nelle mani di un algoritmo. Non è una cessione di sovranità questa. Vorrei anzitutto dire che lei parlava di Infosfera e 1971, e c'è un'altra cosa da aggiungere, la protezione dei dati. Noi parliamo sempre di protezione dei dati, ogni tanto diciamo anche privacy o privacy a seconda della pronuncia. In realtà sono due cose diverse, non sono la stessa cosa. Inizialmente si è parlato di privacy, si è cominciato a parlare di privacy nell'Ottocento, quando hanno inventato la fotografia. Certo. Perché le persone potevano essere spiate in casa con le fotografie. Di protezione dei dati si parla dagli anni 70, proprio perché i computer sono nati negli anni 70, prima no, e se ne è iniziato a parlare negli anni 70 in Germania, perché dall'altra parte della Germania c'era la Stasi. E non è un caso che quindi siano stati gli sviluppi tecnologici che hanno fatto emergere dei valori e delle esigenze di tutela nuove che hanno dato vita a delle strutture giuridiche. E per arrivare alla sua domanda, si parla di atti amministrativi digitali. C'è un grande dibattito per quanto riguarda l'atto amministrativo digitale, che da un certo punto di vista costituisce l'apice dell'efficienza della pubblica amministrazione, perché una macchina che può decidere in un modo efficiente è appunto incarnazione di quel principio di efficienza. Dall'altro punto di vista... L'incarnazione digitale, come ricordava Camarda riferendo il testo di Don Luca Peyron. Ma ci si chiede come si fa a impugnare un atto amministrativo digitale che non è motivato. E credo che il problema sia sempre questo, che si trova ad affrontare la pubblica amministrazione in questo esempio, ma che in fondo è il problema di tutta l'intelligenza artificiale, e mi ricollego a quello che dicevo anche prima, e cioè che l'intelligenza artificiale non motiva, non sa motivare e soprattutto non ha bisogno di motivare, e però l'intelligenza artificiale decide. Ci sono varie classi di decisione, il suo esempio è ovviamente una decisione amministrativa, quindi non c'è bisogno, ma è una decisione anche quella di cui parlava il professor Camarda prima, della piattaforma online, di Facebook, di Google, di mostrarci una pubblicità anziché un'altra. Questa è una decisione che si dice tocca un po' di meno, non lo dico io, lo dice il GDPR, è una decisione che tocca un po' di meno la sfera personale degli individui. C'è una scala di decisioni, vanno da quelle che toccano meno la libertà degli individui a quelle che la toccano invece di più. Ci sono decisioni prese, facevo prima l'esempio, dalle banche, per sapere se erogare o meno mutui a un certo genere di persone. Da noi forse si sente poco questo fenomeno, ma in Cina c'è un sistema di social scoring, c'è un sistema per cui ogni persona ha un punteggio sociale dato dalla città in cui è nato, dalle sue esperienze di vita, e è solo sulla base di questo sistema di punteggi che si accede a certi livelli di istruzione, al credito bancario e così via. Sono decisioni che arrivano anche a influenzare la nostra vita in modo molto profondo. Il problema è come si possono dominare, il problema giuridico, perché a parte la descrizione del fenomeno, poi da giurista quello che interessa è la ricaduta pratica, e cioè come faccio a limitare questo fenomeno e a renderlo umano. GDPR, come molti altri testi legislativi, cioè il regolamento sulla protezione dei dati, altri testi quasi tutti di derivazione europea, cercano di trovare uno strumento per rendere contendibili, si dice, quindi per rendere discutibili queste decisioni dell'intelligenza artificiale. Prima di tutto, però, quello che si propongono è di capirle.
di capire come mai l'intelligenza artificiale ha deciso in un certo modo. E questo è un problema giuridico, ma innanzitutto ingegneristico. Gli ingegneri spesso si trovano in difficoltà nel capire perché l'intelligenza artificiale ha deciso in un certo modo. La nuova frontiera dell'intelligenza artificiale, quella verso cui spingono gli strumenti di regolazione europea che stanno per entrare in vigore, entreranno in vigore, ne sentiremo parlare molto negli anni prossimi, non più di GDPR, si parlerà di Digital Service, Digital Market Act, di regolamento sull'intelligenza artificiale. Ecco, tutti questi strumenti spingono verso la trasparenza. L'intelligenza artificiale è una scatola nera, bisogna, si dice unbox, bisogna svelare quello che c'è dentro questa scatola nera. Aprire la scatola. Renderla trasparente, certo, e renderla una scatola di vetro per vederci dentro e capire come mai si arriva ad un certo esito e quindi poi anche poter dire non sono d'accordo, che poi è quello che si fa quando si fa una causa, un giudizio contro un provvedimento amministrativo anche. Certo. Volevo provocare il professor Camarda su un tema che può essere anche, come dire, allargato a tanti altri settori, ma che qui viene bene. In fondo, si dice gli uomini sono emotivi, soggettivi, scelgono in base a preferenze personali, talora anche disdicevoli, occulte, possono fare errori. Finalmente abbiamo le macchine che possono scegliere la strada giusta, possono scegliere la decisione giusta, insomma, che ce ne facciamo di un uomo così imperfetto, così altalenante, così oscillante, così emotivo, se abbiamo la possibilità di affidare le decisioni a qualcuno che invece non è incerto, non è emotivo e riesce a realizzare qualche cosa di rassicurante. Ecco, questo si sta profilando questo tema nella nostra vita quotidiana, professor Camarda. Sì, e tra l'altro, se posso, rientro in classe, seppur dalla parte degli studenti, ben d'accordo con quello che si diceva prima rispetto alle modalità algoritmiche di scelte e anche di indirizzo. Rientro in classe dalla parte degli studenti per dire, come sicuramente molti di coloro che ci ascoltano e che sono presenti in sala già sanno, che dall'anno scolastico 2018-2019 noi abbiamo studenti nelle nostre classi che sono dei perfetti nativi digitali e che a fronte di questo dato abbiamo avuto tutti esperienza, e chiunque abbia vissuto l'ambiente scolastico anche solo dall'altra parte della cattedra, del fatto che appena i nostri studenti hanno dei minuti di libertà non li spendono in relazione intesa quasi vecchio stile, cioè quella relazione di presenza verbale, salvifica e antropica insieme, ma li spendono cellulare alla mano subito in attesa di visualizzare le notifiche, di capire quanto è stata visualizzata una determinata storia, che cosa è successo nel profilo digitale non reale degli altri. Questo dato è confermato dal fatto che al mondo siamo 7 miliardi di persone e che abbiamo 50 miliardi di oggetti connessi. Questo vuol dire che ciascuno di noi, a proposito di quello che lei mi chiedeva poco prima, è quasi in uno stato di semidipendenza, oserei dire, da almeno 7 dispositivi che contiamo insieme, a partire dal computer, piuttosto che il tablet, o lo smartwatch, il cellulare stesso, e tanti altri che ci guidano indirizzandoci. Questo ovviamente già negli anni 90, nel 1960 circa, con l'avvento del database e quindi del fatto che tutto sia dato, e con un gioco di parole rilancio la domanda chiedendo ai presenti: chissà che questo tutto dato non corrisponda a un tutto compiuto, perché è imbarazzante il dato di un'intervista che su Ampio Spettro, condotta nel 2018, ci riporta davanti al fatto che l'80% di italiani pensa che le informazioni siano tutte facilmente, sottolineo l'avverbio, raggiungibili. Peccato che, tornando alla prima domanda,
sono informazioni algoritmiche, sono informazioni quindi già esito di un processo di scelta, sono informazioni dove, per citare un altro grande, secondo me, nel pensiero come Latour, noi cambiamo gli strumenti, ma attraverso questo cambio di strumenti stiamo cambiando un'intera teoria sociale che ci sta accompagnando, per cui anche solo sull'idea di che cosa noi intendiamo oggi per relazione, non di certo il poter scoprire l'altro lato di se stessi, relatus agere, come dice la parola, quanto piuttosto il poter comunicare attraverso il digitale. Chiudo con un dato che vorrei condividere col collega di altre materie, che è il seguente. Immagino che abbiate sentito parlare di una sigla di 4 lettere che è FOMO, che sta per Fear of Missing Out. Quindi i giovani di oggi hanno paura di rimanere fuori dai giochi, da dove questa paura, questo timore dipende dal fatto del restare sconnessi. Ci sono stati diverse serie televisive, ci sono stati diversi film italiani non di elevatissima qualità culturale che raccontano di esperimenti sociali laddove delle persone per caso o per obbligo vengono allontanate da ogni forma di connessione, non sono più oggettivamente capaci nell'arco di una settimana di vita comunitaria di vivere in una maniera, diciamo così, normale, ma sentono una profonda quasi assenza, distanza e quindi mancanza dagli oggetti tecnologici, e questo non gli permette più di vivere bene. Questo è anche un argomento che meriterebbe un'altra giornata di ragionamenti. Approfitto per ricordarvi che questo primo ciclo di conferenze, diciamo di incontri, si chiuderà, questo primo ciclo in presenza mista, si chiuderà con un convegno che faremo attorno a maggio, in cui tutti questi argomenti verranno svolti con più ampiezza e con più, come dire, integrazione tra altri relatori, perché stiamo raccogliendo tutta una serie di contributi che poi andranno necessariamente approfonditi, e credo che questo sarà uno dei momenti più importanti di questo progetto, cioè la possibilità di scavare dentro queste tematiche. Allora, è emersa la parola dipendenza, ancora una volta una riduzione della capacità, come dire, sovrana di essere se stessi. Se dipendo dalla macchina e se la mia relazione con altri dipende dalla mediazione del cellulare, del computer, ecco, la riduzione di autonomia è veramente molto forte. Poi c'è il territorio sul quale forse dovremmo anche ragionare rapidamente, di quella che un tempo era la formula indicata, no, da Hegel ancora, e poi ripresa da Marx, cioè la relazione servo-padrone, no? In fondo, nella indicazione hegeliana, il servo aveva un momento in cui riusciva a riscattarsi, no? Perché Hegel era in fondo ottimista e diceva che proprio attraverso il lavoro, attraverso la capacità di appropriarsi del prodotto del lavoro, il servo sarebbe diventato. C'è una pagina molto bella, Fenomenologia dello spirito, leggetela, perché sono 2 paginette in realtà, ma sono assolutamente fondamentali. Ho l'impressione che questa relazione, che Hegel ottimisticamente pensava potesse in qualche maniera rovesciarsi e risolversi, no? Il rapporto servo-padrone, oggi sia assolutamente impossibile, no? Cioè colui che ha ceduto la sovranità, il servo, tanto per dire, ciascuno di noi in questa condizione, rimarrà tale, o no? Lo chiedo a tutti e due, no? Lo chiedo a Garofalo prima e a Camarda poi, però sento che questo è un grosso problema, insomma, no?
Beh, io credo che dal punto di vista del diritto, che tende a riequilibrare le posizioni di forza, e quindi anche questa dialettica, il ruolo del diritto sia proprio quello di far riappropriare al singolo la sovranità su se stesso. Io credo che altrimenti i professori di diritto cosa non ci stanno a avrebbero fare? Cioè, diciamolo chiaramente. Ma forse non servono comunque, anche nonostante sia questo il ruolo del allora, diritto. c'è questa possibilità, insomma, di riappropriazione, no? Io credo che un esempio, per rimanere a quello che vediamo nella vita di tutti i giorni, possa esemplificare questa cessione di sovranità e questa abdicazione di scelta. Credo che tutti i giorni nelle nostre pagine web compaiano i pulsanti accetto i cookies. Credo che pochi sapessero fino a qualche anno fa cosa fossero i cookies. Tuttora non credo che ci sia una diffusa conoscenza di cosa sono i cookies. I cookies sono dei numeri seriali che vengono attribuiti a un computer di una persona, a un browser di una persona, così che ogni volta che riaccediamo a uno stesso sito, quel sito sa che siamo sempre noi. Cosa che è molto utile quando abbiamo impostato tutte le immagini di una pagina, di un sito, così evitiamo ogni volta di reimpostarle. È molto utile soprattutto per chi eroga quel sito, perché sa che siamo sempre noi, quindi siamo quelle persone veramente interessate a comprare quella scatola di biscotti o quell'aspirapolvere elettrica. Quindi cioè, capiscono in ambito quotidiano, questa routine è la stessa routine di Charlie Chaplin, che faceva sempre la stessa operazione per produrre un oggetto nel film Tempi moderni. Il problema è che è una routine che forse c'era anche prima, la nostra routine di consumatori, ma con qualcuno che ci segue. Esatto. Noi non ci rendiamo conto che ci segua, perché il nostro click sul pulsante accetta i cookies, che è quello che instaura questa relazione servo-padrone, è quasi una scelta scontata per evitare che questo banner sia in mezzo e ci infastidisca. In quel momento noi stiamo dando un pezzetto della nostra anima a questi siti, perché gli stiamo dicendo tempestami di pubblicità. E tempestami di pubblicità, soprattutto in caso di soggetti più vulnerabili, ma siamo tutti vulnerabili rispetto a certe scelte, vuol dire anche non avrò lo stesso potere di autodeterminazione commerciale che avrei avuto in condizioni diverse. A volte i cookies vengono usati anche per finalità meno nobili, e cioè se una persona frequenta spesso siti per comprare oggetti che costano molto, i prezzi di quegli oggetti saliranno. Si chiama price discrimination, è una pratica commerciale non particolarmente corretta che i siti fanno. Noi diamo cookies in cambio, riceviamo servizi, riceviamo social network, riceviamo giornali gratis, eccetera, però diamo un pezzetto della nostra libertà. Della nostra libertà. Il professor Camarda riuscirà a riscattarsi in questa dialettica di stampo hegeliano, il servo padrone? C'è un momento in cui lei pensa che ci si possa in qualche maniera togliere da questa condizione? Io penso di no, ma comunque voglio sentire il suo parere. Guardi, Schiller diceva che noi, ancor prima di essere degli esseri pensanti, siamo degli esseri capaci di desiderio e degli esseri derivanti da un atto di amore e necessitanti di atto di amore. Nel termine incarnazione digitale, adesso le tempistiche non ci permettono di certo una sottolineatura particolare, l'intento non solo teorico ma proprio pratico è quello di custodire l'umano attraverso un atto di generosità, un termine che potrebbe sembrare fuori tema, ma che in realtà richiama due aspetti. Il primo è quello di origine e provenienza, e quindi chi siamo, da dove veniamo. Il secondo è quello di capacità di generatività in una maniera assolutamente geniale, che è tipica, che è insita, che è caratterizzante in una maniera esclusiva l'essere umano. Per cui io credo che da questo punto di vista si possa pensare a un fatto più di positività, e quindi
legato a quella libertà che prima definivamo e che è anche una libertà di espressione, non è solo, diciamo così, di derivazione attraverso quella che è l'estensione del noi. La parte digitale altro non fa che essere un'estensione del noi, se ci pensiamo è anche oggettivamente, al di là della nostra dimensione soggettiva, questo, e ci sono oggettivamente anche dei bisogni che sono quelli di distacco, che sono quelli di silenzio, che sono quelli di riappropriazione di una nuova figura professionale. Allora spero quasi in un gemellaggio tra comuni. Guardate, stasera lancio un'istanza da amministratore del Comune di Torino, presidente della quarta commissione. E il desiderio è il seguente: proviamo a lavorare insieme su una nuova figura professionale, che potrebbe essere quella che con Don Luca e altri abbiamo teorizzato dietro il neologismo dell'antronomo. So bene se c'è qualche grecista in sala che non si può sentire perché correttamente sarebbe antroponomo, però antronomo ricorda la dimensione antropica e antropologica e la dimensione legata proprio al nomos come una legge ben distante dalla mia ignoranza in termini di diritto, ma più vicina a un carattere etico. E allora l'antronomo chi sarà da qui a 10 anni? Probabilmente sarà colui che già dalle scuole superiori si occupa, attraverso una curvatura nello studio delle materie più classiche, che arrivano anche a far capire qual è il fondamento di pensiero. Non tradiamo una cultura profondamente umanistica e non sbilanciatamente scientifica attorno alla definizione di algoritmo. E quindi studiando per paradosso anche filosofia, anche greco, lo studente a partire dai suoi studi superiori secondari riuscirà poi con un percorso sempre più specialistico a livello universitario a mantenere quella che è la dimensione umana all'interno di un processo di esternalizzazione verso il digitale che è assolutamente sproporzionato. Guardi, professor Camarda, la interrompo perché questa sua proposta, che è certamente stimolante, viene immediatamente raccolta. Abbiamo qui in sala 2 amministratori del comune di Villorba, l'assessore alla cultura e il presidente del consiglio comunale, che sicuramente potrebbero essere suggestionati da questa idea di mettere in contatto il comune di Villorba con il comune di Torino, e credo che nascerebbe una cosa sulla quale questa è una notizia. Se viene fuori, questa dal punto di vista giornalistico è una notizia molto interessante, e questa figura professionale che si profila potrebbe essere di grande giovamento. Approfitto di quello che lei ha detto, mi scuso anzi se l'ho interrotta, però trovo che sia molto interessante, sarebbe molto interessante se avessimo il tempo adeguato, approfondire quel suggerimento che lei ha appena dato, e cioè che se c'è uno spiraglio di riconquista dell'umanità, dell'umanità e della umanizzazione sta nell'esercizio del desiderio. Credo che Freud avrebbe qualche dubbio su questa libertà dei desideri, ma insomma io la prendo dal punto di vista positivo in questo caso, cioè in fondo la macchina mi può fare tutto quello che vuole, ma non mi può togliere i desideri, e credo potrebbe essere un suggerimento per l'avvenire, no? Cosa ne pensa Andrea Garofalo? Lei si sente un uomo desiderante, come si costumava negli anni 70-80, cioè le macchine desideranti, no? C'è stato un grande movimento. Io credo che dal punto di vista del diritto, il desiderio è una delle poche figure della scienza sociale, della psicologia, che poi il diritto non ha declinato in una categoria. Cioè, c'è chi ci ha provato, quindi abbiamo speranza. Abbiamo speranza di non essere presi dal diritto. Benissimo. Che rende sempre qualcosa. Questo mi conforta. Non so se desideranti, pensanti forse, pensanti, torno a quello che dicevo prima, solo per collegarmi e chiudere anche quel discorso rispondendo alla sua domanda, tema
che può sembrare banale rispetto a quei discorsi, ma poi è quello che affrontiamo tutti i giorni, questi cookies da cui veniamo bombardati. Cosa facciamo? Solitamente clicchiamo accetto, però il diritto ci dà delle forme di tutela. Il diritto vorrebbe renderci degli esseri pensanti in questo, vorrebbe che la nostra facoltà di scelta diamo i nostri dati personali per essere profilati, catalogati. Infatti c'è sempre il tastino sulle preferenze, c'è perché che il regolamento nessuno però clicca. Che nessuno clicca, perché quasi tutti i siti non sono conformi al GDPR. Questa è una cosa che si sa. Purtroppo è un testo molto recente. In Germania sono tutti molto conformi al GDPR, stranamente. Beh, che strano. In Italia un po' di meno, le multe sono molto salate, ma solitamente non vengono date, ma è una questione di cultura. Garante della privacy lo dice, bisogna che nasca in Italia una cultura dei dati. Queste figure professionali, ma prima di tutto credo che siamo noi i partecipi, noi che dobbiamo farci portatori di una cultura dei dati. Ecco, partendo dal non do i cookies, eccetera, vorrà dire essere consapevoli delle scelte che facciamo nel momento in cui ci osserviamo all'intelligenza artificiale. Il diritto non può tutto, il diritto innanzitutto sta cercando di far nascere questa consapevolezza tramite vari strumenti di regolazione che non sto qua a indicare, nelle singole persone. Benissimo. Proprio perché... Ci fermiamo qui un attimo. Un'ultima battuta da parte del professor Camarda, poi visto che abbiamo ancora qualche minuto e un pubblico numeroso, se qualcuno ha piacere di fare di dire qualche cosa, qualche domanda ai nostri relatori, domande brevi con risposte brevi, perché siamo in chiusura, ma insomma sarei molto felice. E anche il pubblico che ci sta vedendo da remoto può intervenire tranquillamente con qualche messaggio. Allora, professor Camarda, che ne è di questi desideri? Sono la nostra salvezza a questo punto? Se la parola non ci tradisce, direi di sì, perché almeno ci proiettano verso un orizzonte di realizzabilità, perché parlando molto più semplicemente, se desiderare vuol dire essere in assenza di una stella, ma poi quella stella diventa un elemento di guida, allora la prefigurazione dei grandi obiettivi non è l'immediatezza della informazione per come la riesco a recepire in una maniera standardizzata, non scientifica, ma anzi fondata sul maggior numero di visualizzazioni. Ecco. L'educazione al desiderio, per certi aspetti, è anche un tema che sortisce stupore tra le giovani generazioni, perché è un termine che non viene utilizzato, perché, torno a dire, è l'immediatezza della conoscibilità e anche della tracciabilità di ciascuno di noi, quella che attraverso gli strumenti digitali noi abbiamo un'estemporaneità nel raggiungere l'obiettivo. Un'educazione al desiderio vuol dire, per paradosso, e fa sorridere che lo dica da 34enne, un percorso a ritroso, direbbe Huysman, che ci porta anche a un'educazione fondata sul senso di attesa. Vorrei concludere, solo per precisione di informazione, il discorso che facevo prima attorno alla figura dell'antronomo, perché credo che sia anche di maggior risposta a quest'ultimo sollecito. L'antronomo alla fine sarebbe colui che, mantenendo un dato umano, ci toglierebbe da una meccanicità di vita che sembra essere elemento caratterizzante il fine vita, o comunque tutti quei processi per cui alcuni percorsi rituali standardizzati prevedono solo un'applicazione robotica da parte del robot di turno, che potrebbe dire a quella persona in minimo stato di coscienza: questo è il tempo di alzarti, resta alzata, questo è il tempo in cui sto sistemando la tua stanza, puoi risdraiarti. E quindi poi negando davvero tutta quella dimensione di relazione e di fattore umano di cui abbiamo assolutamente bisogno. Io ovviamente mi rendo ben disponibile nei contatti a continuare insieme a questi ragionamenti. Vi ringrazio perché è stata un'ora che è passata molto in fretta, per cui resto in attesa di eventuali solleciti. No, davvero. Vedo cenni di assenso da parte dell'assessore. Se qualcuno vuole intervenire, c'è un microfono a disposizione, ben volentieri. Naturalmente anche da casa, anche da
da chi è distante in questo momento, se volete porre qualche domanda, qualche riflessione. Finalmente siamo anche in presenza e possiamo anche parlarci. Non è una cosa da poco che l'intelligenza artificiale abbia chiamato fuori dalle stanze dove ci sono i computer, abbia chiamato fuori un po' di persone che sono venute a parlare di intelligenza artificiale, ma in persona. Ecco, questo mi pare un bel risultato estremamente interessante. Chiedo, prego. Quando la Tesla... Aspetta un attimo, arriva il microfono, eccolo qua. Quando la Tesla uccide un pedone, chi è responsabile? Naturalmente tutti rispondono a Elon Musk, ma poi il guidatore. Cosa direbbe il diritto? È uno dei temi più studiati oggi, quello delle self-driving cars. Ci sono risposte diverse a seconda degli ordinamenti giuridici, o meglio, non c'è ancora una risposta perché in nessun ordinamento giuridico le macchine a guida totalmente autonoma sono ammesse, a parte che non esistono tuttora i modelli di totale automazione. Quando esisteranno ci saranno un certo genere di risposte, un novero di risposte entro cui scegliere. Probabilmente cambierà il nostro modo di utilizzare la macchina, innanzitutto. Non avremo più una macchina di proprietà, perché non servirà, avremo una macchina parcheggiata, o meglio, tante macchine parcheggiate che noi potremo noleggiare per brevi periodi, perché saranno come dei taxi che ci accompagneranno. Quelle macchine saranno prodotte, il produttore stesso le munirà di un'assicurazione e sarà probabilmente obbligatoria questa assicurazione per la responsabilità del produttore e sarà in fin dei conti questa assicurazione a rispondere. Oggi sulla base del diritto attuale sarebbe praticamente impossibile rispondere al quesito. Ancora più difficile però, a parte la questione della responsabilità, è capire cosa che bisognerà fare, e forse proprio per il fatto che non lo sappiamo fare ancora, non vogliamo accettare le macchine a guida autonoma, ecco, sarà capire come far decidere le macchine in situazioni moralmente, eticamente difficili, e cioè il classico caso: mi supera una macchina da sinistra, cioè un motociclista a destra, ho un rischio di fare un urto davanti a me, devo andare a destra o a sinistra, se vado a sinistra ci sono più persone, ne uccido di più, se vado a destra c'è il motociclista però è senza casco, quindi si merita di più forse una condotta che non stia attenta alla sua vita. Cosa sceglie la macchina guida autonoma? Più persone, meno persone, la persona che si comporta bene o quella che si comporta male, o sceglie a caso? Ecco, Perché... faccio notare però che questo esempio, giustamente il professor Garofalo rileva che non c'è a oggi ancora la macchina a guida autonoma, ma ci sarà fra qualche anno, pochi o tanti, ma ci sarà. Ma questo diciamo processo di totale automazione della guida comporta, non ci rendiamo conto adesso, ma comporta in realtà una totale automazione e modificazione della città. Una macchina a guida autonoma non va nelle città così come sono costruite adesso, perché avrà bisogno di tutta una serie di trasformazioni della città, i sensori, i semafori, la strada costruita in un certo modo, la progressione nei controlli che la città nel suo insieme deve produrre. Il che significa che per far funzionare una macchina a guida autonoma ci vuole un governo della città, una idea di città, un insieme di economie anche che finanzino queste trasformazioni della città. Sì, allora, come vedete, parliamo di un picco di intelligenza artificiale applicata, ma che si trascina dietro tutta una serie di questioni di carattere economico, politico, chi sceglie la città nella quale fare andare la macchina a guida Soprattutto autonoma. bisognerebbe, nel momento in cui si dà il permesso a queste macchine di circolare,
anche vietare alle macchine a guida tradizionale di circolare, il che pone dei problemi ovviamente da un punto di vista economico praticamente insuperabili, E quindi, oltre a tutti i problemi sociali. E quindi di chi... ancora una volta la sovranità mia, che continua a guidare una macchina a motore termico, no? Verrebbe ridotta in funzione delle esigenze, no? Questo lo è già. Le auto elettriche circolano in determinate aree, in determinate zone, le auto motore termico no. Benissimo. È molto particolare questa corrispondenza che si crea sempre e che non è scontata, perché è un nostro riflesso incondizionato, ma non scontato, tra le auto elettriche e le auto a guida autonoma. Sono cose diverse, ma in realtà vanno di pari passo, perché è il modo in cui si intende il futuro. Noi pensiamo l'auto a guida elettrica, a guida autonoma è la Tesla. È l'auto elettrica, perché fa parte non solo di un cambiamento, computerizzazione della circolazione, fa parte di un nuovo modello antropologico del nostro vivere la città. Quindi si porta dietro una complessiva immagine totale dell'uomo e di chi vive nella città. Certo. E quindi solo col microfono però, per favore, perché così facciamo le cose per benino. No, una provocazione ulteriore al tema che il signore prima ha posto. E se invece di essere più persone o motociclista indisciplinato fossero una persona in un'auto, una persona in un altro, il computer si rende conto che comunque una persona deve morire. Chi uccidiamo? Il più giovane? Il più anziano? Quello che ha l'assicurazione che costa di più? Quello che ha l'assicurazione che costa di meno? Quello che ha un bambino piccolo, quello che ha i figli grandi. E tutto questo in una frazione di secondo. E qua non è solo diritto, c'è anche tanta etica. E aggiungerei un'altra cosa che... Esclusi gli avvocati, chi uccidiamo? No, esclusi gli avvocati. Che si spera che non siano in quel momento sulla scena del crimine. C'è un altro problema, e cioè comprerebbe mai un'auto che nel momento in cui deve scegliere se una persona è condotta dall'auto, è dentro l'auto e 5 sono fuori, decide di andare addosso a un muro e uccidere la persona che circola dentro l'auto per salvare quelle 5 persone? Io preferirei comprare un'auto che uccide quelle 5 persone per egoismo, ma credo che chiunque preferirebbe comprare una macchina di questo tipo. Ma questa è una macchina poco etica. Camarda, parliamo di macchine etiche. Bella questa immagine di macchine che hanno un'etica o che qualcuno gli dice che devono avere un'etica. Non aveva etica neanche quella di Zeppelin. No, ecco, esatto. Cosa ne dice Camarda? E chiudiamo su questa immagine di una macchina etica che mi sembra anche una cosa curiosa per il nostro futuro e il nostro avvenire, no? Uno dei film preferiti quando ero piccolo era Ritorno al futuro. Ecco, io mentre ascoltavo ovviamente rivedevo questo film che sicuramente ciascuno di noi ha in mente. È già ovvia la risposta, cioè è molto complesso su una logica algoritmica fondata su un principio di errore ipotizzare l'esistenza e la realizzabilità di una macchina etica. Ed è lì la centralità, per cui torno a quello che dicevo prima, del custodire l'umano, non dell'adeguarlo, non del demonizzare il digitale, ma del creare una sinergia tra le parti, per cui ecco che la figura dell'antronomo è questa sintesi, se ci pensate, perché l'antronomo è colui che non per interposta persona, ma per centralità della persona come valore, arriverà a comprendere non solo sulla dimensione sperimentale, ma anche sulla parte più attuativa come determinate questioni siano o meno raggiungibili e sostituite, diciamo così, da un'assistenza di macchina che non può essere il valore di persona. Bene, davvero il tempo, ringrazio anche il professor Camarda che l'ha sottolineato, anche per me, non so, Anche per me. è volato, davvero con osservazioni molto interessanti e meriterebbe di restare qua. Se volete possiamo rimanere qua anche fino a domani mattina, per me non c'è problema. Anche perché abbiamo tralasciato
abbiamo tralasciato alcune questioni che avevamo avviato all'inizio e ci eravamo riproposti di riprendere. Per esempio il tema del rapporto, sempre in tema di sovranità, perché la sovranità è scritto nella Costituzione, appartiene al popolo, no? Primo articolo. E la sovranità dell'intelligenza artificiale e la Costituzione, un tema che non affrontiamo, che non diciamo, ma che mi piacerebbe davvero affrontare. Il primo articolo di una futura Costituzione in cui la sovranità a chi apparterà? Ancora al popolo? Ancora agli individui o di già all'algoritmo? Non è un tema da sottovalutare, perché gli scenari che si profilano forse richiedono che si rifletta su questo tema. Io ringrazio davvero... non l'avevo visto. Prego, Camarda. Solo per complicare la situazione e lasciare un po' un maggiore gusto di curiosità. Volentieri. Mettiamoci dietro una domanda che è osservazione. Senza fare i nomi, ma esiste un motore di ricerca ed esistono 2 sistemi operativi. Allora la domanda per riaprire un'altra eventuale serata è: come mai, a proposito di sovranità, esiste un motore di ricerca e tutti i nostri dati sono in mano a 2 sistemi operativi che se li contendono? Chiudo e ringrazio. E questo si collega a quello di cui parlavamo oggi, sì. E cioè Apple, tanto per fare nomi, Apple, per superare il concorrente Google, Android, ha deciso di essere la paladina in tema di protezione dei dati e ha deciso che in tutti i prodotti iOS 15 in poi implementerà un sistema anti-tracking contro gli atti che accettano implicitamente i cookies, per proteggere la nostra privacy contro le intelligenze artificiali. Visto che Google vive dei nostri dati, Apple ha detto: bene, così la supererò perché tutti vorranno Apple anziché Google. Mi pare interessante che questa etica sia al servizio del commercio e dell'economia dei due. Ho comprato oggi un telefono che si chiama Poco per 200 euro, l'equivalente marchiato Apple costa 960, un equivalente Samsung siamo sui 700. Vuol dire che stai facendo pubblicità e hai delle royalties su questo? Vuol dire che probabilmente la battaglia è persa, perché stanno già giocando su vendere tecnologia spintissima a prezzi molto popolari. Certo. Ripeto, io sono davvero felice di questa serata che ha visto 2 protagonisti di grande livello che ci hanno suggerito tante cose. Come sempre queste serate hanno lo scopo di stimolare, di avviare la riflessione. Le risposte possono anche essere poche rispetto alle tante domande che vengono fuori, ma ci mancherebbe che non ci fossero tante domande. È importante che ci siano tante domande. Poi ognuno con le competenze riacquisite attraverso questi nostri incontri, attraverso la divulgazione di questo progetto, riuscirà a farci una sua idea, una sua convinzione. L'importante è che abbiamo delle convinzioni e che quindi la cessione della sovranità non sia così totale da non avere nemmeno delle opinioni e delle convinzioni su questi temi. Ringrazio il pubblico che sta fuori, ringrazio il pubblico qui dentro. Il prossimo appuntamento è l'11 di gennaio, saremo, immagino, non ricordo se saremo alla provincia o alla biblioteca di Villorba. Nella scansione ho perso un po' il conto. Parleremo di salute circolare, cioè i temi della salute circolare sempre legata all'intelligenza artificiale, con il professor Morana e con Federico Cabizza, che ci parlerà in quel caso da Milano e che si occupa esattamente dei temi dell'intelligenza artificiale nell'ambito della sanità. Sarà un tema anche questo molto infuocato, perché come vedete appena affrontiamo questioni anche personali, la sovranità in questo caso, ma la salute nel prossimo, veniamo immediatamente posti di fronte a delle scelte, di fronte a delle decisioni da prendere e di fronte anche a delle realtà
che esistono e delle quali dobbiamo essere assolutamente consapevoli. Grazie professor Garofalo, grazie professor Camarda, spero di rivedervi. Ci vediamo l'11 di gennaio. Intanto buone feste, come uno le voglia fare in tutti i modi, con tutte le desinenze possibili e immaginabili, e ci rivediamo. Grazie.